Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ragazzi, veramente qua a Monte Carlo qualificazioni disastrose per le Williams. Veneziano 21esimo, Pippo Massa 22esimo, però siamo stati davanti a Pippo. Purtroppo è andato tutto male in qualifica, il Gran Premio di Monte Carlo lo sappiamo, è un Gran Premio un po' particolare. E niente ragazzi, andiamo, ho cambiato il camera car delle macchine, adesso è quello reale, quindi si vede di più il casco, sembra leggermente più storto ma in realtà è meglio, cioè nel senso comunque è reale, io preferisco magari, io comunque vado lo stesso normale, non c'è differenza, però magari qualcuno può preferire il camera car di default, io preferisco quello vero perché mi piace di più. Raga, andiamo, speriamo bene, prevedo comunque una gara a eliminazione. Vai ragazzi, andiamo, sarà un'impresa disperata chiaramente, una cosa che mi consola è che anche Massa ha avuto dei problemi, però è chiaro che a Monte Carlo partire penultimi vuol dire arrivare difficilmente a zona punti, noi cerchiamo almeno di arrivare 13esimi. Vediamo se c'è bagarre, recuperiamo qualcosa, ma dobbiamo sperare anche qualche incidente, qualcosina. Attenzione ai pezzi che partono intanto. Bella questo sorpasso esterno, mi è piaciuto, dopo interno, vai Kuma, grande Kuma. Buttati Kuma, buttati. Mamma mia, piccoli tocchi, attenzione, Button, cosa fa? Crazy Button, o Button, a voi la scelta, Button o Button, a voi la scelta. Mamma mia, come scoda la macchina. Siamo 12esimi, raga. Massa è molto indietro. Vai di tunnel Kumendiano. Abbiamo Magnussen davanti. Vedo che ho una paura di fare un incidente, ragazzi. Lungo. Mai più, come mai più, perché sennò vecchia la squalifica, eh. Questo è un taglio veramente grosso. Mi grazieranno per questa volta, ma basta. Un'altra volta e son cazzi. Mamma mia che sgombatona, ragazzi, degna di Colin McRae. Dai Williams. Siamo sempre 12esimi, siamo nell'obiettivo scuderia, ma invece deve prendere qualche punticino irridato, sinceramente. Siamo proprio a sandwich tra le due McLaren, ragazzi, siamo a sandwich. Il tipico sandwich kumendiano. Mamma che rischio. No! Mamma mia cosa ho rischiato, stavo andando dritto al tunnel, era un incidente colossale. È andata bene ragazzi, è andata veramente di culo. Ecco, per guardare dietro ho rischiato, vedi, per guardare dietro faccio le cagate. La cosa è abbastanza ufficiale. Nessun ritiro intanto, incredibile a Monte Carlo non avere ritiri il primo giro. Ok. Completato un altro giro nel circuito monegasco, nel circuito più prestigioso della F1, anche se è un circuito molto controverso. Non siamo troppo lontani dalla McLaren. Ricciardo intanto in prima posizione, ragazzi, incredible. Eccola là. Il tuo alettone anteriore è leggermente danneggiato, non rientrare, dovresti avere problemi. Dovevo fare la cagata, molto bene. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Va bene, vecchio. Dai, come spingi sto catorcio infernale. Dai che ci stiamo avvicinando. Taglio curva, calma. Mamma mia, sti tagli curva a Monte Carlo sono di una difficoltà immensa. Cosa ho rischiato, raga, cosa ho rischiato.
Perché siamo più vicini. Io ho anche le dure, ragazzi, allora non le morbide. Bene, bene, bene. Riteniamo che Button si fermerà ai box fra pochi giri. Dai che Magnussen non è così lontano. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, Ah. non sembra niente di serio. Dai come. Fanno un po' da tappo le Toro Rosso, mamma mia che rischio anche qua. Sto rischiando un po' più del necessario, però voglio qualche punto. Voglio assolutamente qualche punto irridato, lo pretendo, cazzo. Una qualifica veramente sfortunata per le due Williams, che rischiano di non fare punti. Attenzione! Ah, che cazzo mi ha distratto? Hamilton è fuori! Gigi è fuori! Mi ha distratto Gigi! E colpo di scena, una Mercedes è fuori, Gigi! Il pilota che ti precede è più lento di te nel settore 2, cerca di superarlo. Non ci credo, Gigi è fuori. Gigione Hamilton è fuori. Questo è Monte Carlo, ragazzi, questo è Monte Carlo. Gigione fuori, primo ritiro, Gigione Hamilton. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue, è a meno di un secondo. Ma perché taglio culo? Stai attento, adesso veramente. Come? Sta calmo che a puttana detto Solea. Cioè. La vettura che ti precede monta gomme morbide, potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. Stai calmo. Siamo là, adesso basta tagli per piacere. Insomma, ritiro per una Mercedes, incredibile. Non ho parole, ogni tanto si ritirano anche loro. Dai, come spingi. Guarda Magnussen con Vergne. Che lotte, ragazzi, che lotte. Io ho troppo paura di andare a sbattere, come adesso. Certo che la macchina veramente ha dei problemi. Cioè, nel senso, io ho problemini perché purtroppo, lo sapete, sono un gondolaro. Però, fioi, mamma mia, è dura da tenere, eh. Altro giro completato. La vettura dietro di te ha il motore impostato. Porca puttana. Ma ne speriamo qualcuno davanti a me. Adesso vediamo. Ok. Siamo ai box. Ok, siamo ottavi per il momento. A occhio finiamo 11esimi. Vai, via. A occhio Ariola. Grande come l'avevo detto, e così è. 11esimi, puttana troia. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Però abbiamo le gomme più veloci adesso. E adesso fioi. Non sono previste altre sorti. Se voglio almeno un punto devo farmi il culo. Comunque almeno siamo in obiettivo scuderia, dai. Dietro di te sta montando gomme dure, dobbiamo cercare di aumentare il distacco. Ma già, ma porca puttana, vaffanculo allora. Hai danneggiato l'alettone anteriore, ma non c'è da preoccuparsi. Non rientrare, manteniamo le soste ai box previsti. Sì, ma vaffanculo però. Neanche il tempo di... Vabbè. Come Monte Carlo non è per te. Dal pilota alle tue spalle minimo, non supera i 2 secondi. Monte Carlo non è per te. Adesso vediamo se riesco a fare un'impresa, ma non mi sembra. Non ho un ritmo, una tecnica tale da poter fare rimonte mostruose a Monte Carlo. Dai, qualche ritiro davanti, cazzo. Solo questo mi può salvare il culo. Lo voglio almeno un punto. Se siamo andati tutti ai box, purtroppo, è quello che mi preoccupa.
Dai Kuma, dai. Proviamoci almeno. Sei secondi da Kiat. Attenzione al ritiro, 17. Speriamo sia davanti. Dobbiamo sperare adesso. Però non penso. L'avevamo detto comunque, gara eliminazione Monte Carlo è sempre così. Niente, purtroppo non è davanti, ho paura. Ma che palle però. Ho fatto sempre punti finora, che cazzo. Sono partito troppo indietro purtroppo, è questo che mi ha fregato. Adesso non riesco a guadagnare purtroppo da Kiat, vediamo, ma non penso proprio. No, ho guadagnato in realtà. Un secondo ho guadagnato. Boh, vediamo. Vediamo se riesco a fare il miracolo, ma... Viat a circa 5 secondi di vantaggio su di te, mettigli pressione. Dai Kuma, dai. Ho le gomme migliori, cazzo. Spingi Kuma, spingi, cazzo. Magari non così. Catroia. Io chiedo scusa se faccio tante sbavature, no, ma ripeto, questa serie me la gioco per divertirmi, so di non essere un pro. 3 secondi e 7, però non penso di aver guadagnato tutto in quella cazzo di chicane. Sento le gomme adesso. Ho le gomme migliori, cazzo. Ce la posso fare se guido bene. Dai, porca puttana. Che forse questa strategia mi può regalare un punto. No, però non l'ho tagliata stavolta. Ma che palle, oh. Mamma mia. Meno male che le regole non sono come la realtà, se no tipo avrei già un anno di squalifica, via. Va bene, dai. Dai, come spinge a cannone. Dai che li vedo, dai che li vedo. Dai che un punto me lo voglio prendere, cazzo, un punto irridato. Non devo più tagliare curve, però se no mi squalificano. Hai un ritardo di 3 secondi sul pilota davanti a te. Dai che lo vediamo. Spingi, come spingi, cazzo. Siamo già a 17 giri su 20. Hai guadagnato un secondo a giro su Kvyat. Alla santa revota. Ricciardo è sempre primo. Dai Ricciardo, che così finisce l'egemonia Mercedes. Miglior primo settore assoluto. E che cazzo, il Kuma, fioi. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarti. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Dai che ha paura adesso, Kiat. Dai che me lo mangio, dai che me lo mangio. Dai che le gomme adesso pesano.
Cazzo, possiamo arrivare addirittura a noni, eh. Mamma come sto girando adesso. Ogni tanto mi invento anch'io qualche giro figo. Vai DRS. Adesso non facciamo cappelle però come. Non è il fastest lap ma è un gran giro. Vai Chiat, dai che lo superiamo. Con calma. Ho il terrore di fare cazzate. Eccola là, mamma mia. L'alettone anteriore è danneggiato, facci sapere quando intendi effettuare la sosta. Ma porca troia. E qua arriva il sorpasso stellare però. Possibilità di superare il pilota che ti precede. Dai, provaci. Però ho l'alettone danneggiato, figli di puttana. Dai. Possiamo arrivare anche noi a fare la rimontata. Adesso possiamo anche Verni lasciarlo, almeno un punto lo voglio. La macchina ha problemi. Guarda, mamma. No, Fioi qua, veramente graziato dal dio della F1, eh. Qua la ruota era andata, non so come, ma mi sono salvato. Mancano ancora 2 giri. Purtroppo ho paura di andare su Vernie perché se comincio a tirare rischio di spaccare tutto. No. Mamma mia, no, Fio, graziatissimo. Graziato da Dio, veramente. Mi scuso se la gara non è tecnicamente devastante, veramente. Ma l'è dura, l'è molto molto dura. Carburante ottimale. Un altro ritiro, magari davanti, speriamo, cazzo. Speriamo. Vediamo se abbiamo un po' di culo. Che già ne avevamo avuto tanto. Ho paura di no però. Il pilota dietro di te ha un solo secondo. Lo so vecchio, ma adesso la macchina non c'è più. Peccato, lo superavo tranquillamente, Vernia, però ho troppa paura. Attenzione, forse Ricciardo. No, mi sembrava Ricciardo, cazzo. Sì, Ricciardo, Noni! Ricciardo fuori, incredibile. E va a vincere ancora la Mercedes, non ci credo. È incredibile, ma siamo noni, cazzo, che rimonta di culo. Proprio il leader Ricciardo. Signori, è incredibile. Dalla penultima posizione siamo arrivati forse noni. E poteva essere ottavi, che purtroppo non posso rischiare perché l'alettone è andato. E perché ormai ho tutti i miei bonus di taglio curva, li ho superati. Va a vincere Nicolino, vittoria per Nicolino. Anche con il ritiro di Hamilton per Rosberg sono veramente 25. Ma cazzo, non vedo niente però. Ecco, quindi forse con questa visuale. Caputtana, si capisce un cazzo, Questi sono 2 punti pesantissimi, ragazzi, ma proprio pesanti. Grande come, di cuore, di culo, di merda, vaffanculo, ma siamo comunque 2 punti. Ok. Bravo vecchietto. Bravo Kuma.
Ok, allora va a vincere Rosbiff, secondo Hulkenberg Alonso terzo, bravo Vettel, Raikkonen, tutti gli altri, i ritiri sono stati, allora, Ricciardo, Gutierrez, Chilton, Ericsson, Sutil e Gigione Hamilton. In classifica siamo sesti a 39 punti, ci ha superato Hulkenberg purtroppo, Rosbiff in fuga, e nella costruttori siamo al quarto posto, la Ferrari ci ha superato, anzi no, siamo a pari punti, raga, un saluto da Comendon. Bene siamo. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.